La CISL di Agrigento Caltanissetta e nelle federazioni FNS e FP della CISL intervengono sui recenti e nuovi casi di aggressione che i sanitari hanno subito all'interno dell'Istituto Penitenziario Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Da tempo a tutti i livelli e in tutti i settori la CISL denuncia la carenza alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione nel carcere di Agrigento, così come in generale anche in molte altre case circondariali del territorio, è molto preoccupante e ha superato il livello di guarda. Quanto ha dichiarato Carmela Petralia, segretaria generale della CISL di Agrigento Caltanissetta ed Enna, Salvatore Parello, segretario generale dell'FP CISL di Agrigento Caltanissetta ed Enna, Alessandro Farrugia, coordinatore di Agrigento Funzione Pubblica, Sanità, Domenico Ballotta, reggente FNS CISL e Fabio Casalicchio, coordinatore provinciale FSN Polizia Penitenziaria. A fronte di un numero elevato di detenuti, proseguono i sindacalisti, si registra una forte carenza di organico, di conseguenza il personale è costretto a turni massacranti, supportando un enorme stress psicofisico, operando in contesti nei quali il sovraffollamento e le condizioni degradate delle strutture saturano di tensione la quotidianità penitenziaria. Nonostante ciò, non è mai mancato da parte della Polizia Penitenziaria e del personale sanitario la dedizione a svolgere il proprio mandato istituzionale, garantendo i livelli di sicurezza non solo delle carceri ma di tutta la comunità. Per Carmela Petralia, Salvatore Parello, Alessandro Farrugia, Domenico Ballotta, Fabio Casalicchio è fondamentale comprendere che la sicurezza penitenziaria è una porzione di sicurezza pubblica. Il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari è parte del processo dell'ordine pubblico. Per tale ragione, concludono i sindacalisti della CISL, è importante che ci sia una maggiore consapevolezza a livello di comunità delle condizioni in cui versano le case circondariali e i soggetti che ogni giorno operano all'interno di queste realtà. Continueremo pertanto a mantenere alta l'attenzione su questo tema, intensificando la presenza e i controlli da parte delle nostre rappresentanze sindacali, rilanciando il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.